io mi trovo un po' in imbarazzo, sinceramente. Mi hanno continuato a citare, ma che merito aver messo a disposizione tante cose che ho fatto nella vita per questa missione, che ormai mi sono preso della mia associazione, non è un merito. Come non è un merito il fatto che la mia famiglia mi abbia detto contro la mia ritrosia, vai. Io venivo da una famiglia dove i miei nonni dicevano che delle malattie si parla solo in casa. Ecco, immaginate adesso qual è stato il mio cambiamento. Mentre invece i meriti sono due. Uno, sinceramente, avevo parlato stamattina di amicizia. Io ho dato amicizia e ho avuto grandissime amicizie, e oggi è un esempio. E l'altro è il coraggio. Allora, non posso dimenticare che nel 2017, in autunno, ci siamo ritrovati io e altri 4 persone, 3 pazienti come me e una caregiver, e abbiamo detto fondiamo questa associazione. Perché? Perché ci sentivamo orfanelli in mezzo agli orfanelli, cioè non si sapeva chi fossero i pazienti, si sapeva poco della patologia. La verità è che non avevamo una lira in tasca e quindi dovevamo andare da un notaio a chiedere appunto che ci facesse un favore e a un commercialista di farci lo statuto. Allora, il merito è di aver assolutamente voluto che questa patologia, soprattutto i suoi pazienti, avessero una cittadinanza, perché lo meritano. Matteo Della Porta ha detto, peraltro, una cosa molto importante: questa patologia diventa un paradigma della medicina personalizzata, che è la strada, e quindi di fatto, portando alla luce questo fatto, noi stiamo aiutando molto i pazienti ad avere una medicina personalizzata e in senso generale di capire che se si va alle radici del male si fa una cosa incredibile, della malattia. Allora, non voglio dilungarmi, ormai si è parlato un po' troppo di Alpasin, ma quando su quel tavolo abbiamo deciso di fare associazioni, ci siamo anche domandati: le associazioni di volontariato tradizionali si preoccupavano poi di aiutare il singolo nella sua vita quotidiana, nel suo bisogno di cure, nei fatti economici, nei trasporti che doveva fare, e noi non sapevamo chi fossero, eravamo veramente pochi, no? Si dice anche 4 gatti. E allora abbiamo fatto un'interpretazione del ruolo, abbiamo detto: quello che ci interessa è creare un ambiente favorevole affinché pazienti di malattia abbiano una grande cittadinanza, dare cittadinanza. La parola chiave che c'è stata è consapevolezza. Consapevolezza, che vuol dire conoscenza appunto dei pazienti, e conoscenza quindi fino in fondo delle varie categorie di pazienti, perché, come ha detto Matteo Della Porta, non è la mielodisplasia, sono le sindrome di mielodisplasia, sono quasi 6 categorie e ognuno ha la sua storia diversa. Poi, naturalmente, il problema della presenza. Ci siamo posti un obiettivo ambiziosissimo, che il nostro intervento non fosse un intervento localizzato a Milano, Venezia, come poi nel nord Italia, dove certamente ci sono dei centri di eccellenza, ma fosse un qualcosa che riguardasse tutta Italia. Tant'è che una delle prime cose che abbiamo fatto, siamo andati a Reggio Calabria a fare vedere la nostra faccia e a parlare appunto di questo fatto. L'altro elemento è certamente il discorso della partecipazione esterna, fatto soprattutto attraverso alleanze. Le alleanze sono fondamentali. Cioè, oggi da soli non si va da nessuna parte, e in questo senso qua li abbiamo fatti sia a livello, diciamo, politico, perché stiamo portando avanti un discorso di protezione giuridica dei caregiver. I caregiver sono i parenti, gli amici che si danno cura di un malato. Oggi non hanno nessun tipo di tutela, si devono pigliare, si devono assentarsi il lavoro per questo, devono pigliare un permesso di lavoro, ci sono fatti i pensionisti, ci sono una serie di cose, e quindi stiamo aiutando un gruppo di parlamentari, tra l'altro di diverse categorie politiche, a portare avanti un disegno di legge a propria protezione dei caregiver. Altre cose che facciamo nell'alleanza è, per esempio, è stato citato il discorso che la parola è già terapia. La cura con le parole giuste, e quindi con un altro gruppo di associazioni stiamo facendo questo grande studio sul senso delle parole. E ancora non posso dimenticare che con gli amici della talassemia, la talassemia è una malattia genetica, e come la mielodisplasia, quella dove l'anemia comporta questo tipo di necessità, il sangue è un elemento fondamentale. Quindi nel periodo di emergenza Covid-19 noi ci siamo dati molto da fare, perché i donatori hanno dei problemi per andare a donare sangue, e chi doveva usufruire ha dei grandi problemi ad andare in ospedale a prenderla. Vi ho ricordato che il sangue salva vita.
Quindi l'ultimo punto naturalmente è la credibilità. Allora, il fatto che io oggi sia qui, quisque del popolo, cioè l'ultimo delle persone, già significa che l'abbiamo ottenuta. Grazie.